sostituzione che è un problema. Ecco, ma no, vieni. Allora, nel frattempo che parte la base, lo vogliamo salutare come abbiamo fatto sempre allo stadio, Lorenzo, sì o no? Le mani su così, le mani su, tutte le mani su. Oh! Per l'ultimissima volta, perché poi non si farà più sta cosa, cioè non si può fare più, perché poi non lo so se a Toronto c'è sto speaker, non lo so come funziona, però per l'ultima volta, la voce di tutti, e per il Napoli ha segnato con il numero 24 Lorenzo! 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 Facciamo un applauso al nostro capitano Lorenzo Insigne. Mamma mia, ci hai regalato un sacco di emozioni, Lorenzo, ci hai fatto sognare. Tutto questo per dare il tempo di mettere la base, però è stato bellissimo averti con noi. Ripazziamo così, ridiamo, scherziamo, una serata di festa, però c'è un po' di lacrima, c'è, non so voi, ma io sono un po' triste. Cioè c'è felicità perché stiamo festeggiando, ma c'è anche un pelo di tristezza perché il pensiero di, non so, di cominciare una partita, il riscaldamento, e non ci sei tu per primo che sali le scale dopo Francesco, che non so se c'è ancora, dopo tutto lo staff, insomma, che parte il riscaldamento, inizia, e ci sei tu su quelle scalette. A me fa strano, dico la verità, per chi vive lo stadio da così tanti anni come me, come voi, è stranissimo non vederti più, sarà stranissimo non vederti più, però noi ti auguriamo il meglio a te e alla tua famiglia, perché lo meriti, perché sei un ragazzo straordinario, perché sei un grande campione. Signore e signori, Lorenzo Insigne!